Ivan Melis è di Iglesias ed è costretto su una sedia a rotelle perché è affetto da una sclerosi multipla che tra l'altro peggiora col tempo. Sì, primaria progressiva. Eh, Hanno tagliato i posti letto al Binaghi. La gente che magari deve diagnosticarsi la sclerosi multipla è costretta a viaggiare perché non può essere più ricoverata, perché con questi tagli appunto hanno chiuso i posti letto. Quanti posti letto erano più o meno, lui lo sa, No, non lo so, però erano comodi. però sì, sì, erano comodi anche perché poi la notte siamo monitorati. Io posso raccontare un esempio di mio fratello, che anche lui purtroppo ha una sclerosi multipla. La notte è entrato in crisi, attacchi di panico, ansia. Poiché lì siamo monitorati, hanno intervenuto con le medicine, con i calmanti, e insomma tutto questo non si può fare in famiglia, anche perché sono sotto shock, sicché non lo trovo assolutamente giusto, perché poi viaggiare, farsi quei chilometri, noi non abbiamo le forze, e poi con questi tagli qua toccare la classe debole non va assolutamente bene. Toccare la classe debole. Attualmente in regione governa il centro-sinistra. Lei che messaggio lancia allora alla regione? Beh, io mi rivolgo all'assessore Arru e al dottor Moirano, super manager dell'ATS. Siate molto più sensibili quando fate questi tagli. Anzi, vi chiedo, tornate un attimino indietro e date di nuovo i posti letto al Binaghi. Lei non può fare sempre tutti questi chilometri. Ogni quanto lei si reca al Binaghi? Per ora, siccome sono sotto terapia, la faccio io stesso a casa, mi reco per una visita ogni 6 mesi. Comunque sia, se poi dovessi avere dei problemi, manderei un'email alla mia neurologa e si accorcerebbero questi tempi. Comunque sullo sfondo resta l'appello alla regione. Sì.